stamattina Pit Boom hanno picchiato champagne e stelle filanti e stiamo festeggiando un festival di Rio de Janeiro, stiamo festeggiando! Sei diventato zio! Per la quinta volta, beh! Veramente sono diventato zio per la 15ª volta. A voi, beh, per la quinta volta! A ricordate che sono solo le figlie mie che portano il cognome Marcantonio! Comunque, tu, stamattina, come hai aperto le pappe, bre? Ti fa conoscere per stare da voi, tu, è brutto bucchiarmi vicino alle tavate. Gigi! Facciamo un presto, portami all'ospedale, già faccio più! Che sta nascendo una creatura, a città qual è il problema? A spiegare se il creatura è venuto all'ospedale. Quando sono arrivati in ospedale, subito lasciamo un infermiere, compagnie! Vieni a prendere a bucchiare che sta partendo! O famiglia se ne è venuto bello, caccia. Ha guardato e ha fatto... Ma vostra moglie ha rotto le acque! E qual è il problema? Chiamano l'idraulico e fa le cuccia! Pavi, non ti preoccupa! Ha detto, ma quale idraulico? Qua ci vuole l'ostetrico! E che è l'ostetrico, pari? O viene che le frutto e mare? Ha detto, ho capito il caso. Facciamo così. Voi aspettate qua. A vostra moglie pensiamo a tutto noi. Bravo, chiagnatelo tu. Sai giusto quanto loro e pensate all'operatore. Ma rimane solo a me a via fuori. E a indo cristallo qua che sta qua. Quanta bella e buona è venuto Mirka. Ha fatto parte di un bugiero. Ma ha fatto venire un creato. Oh beh, è una papà tale quale a me! Due cosce e Don Perignon! Quanto bella e buona! Che l'infamero Mirka ha pigliato a figlia, ma l'ha usato tutto il contrario! Ha cominciato a volare a pacca e fascio lui! I farò cristallo ha fatto compagnia, ma che stai facendo con figlia? Quanto bella e buona stesso creatura! Si è drezzato il braccio Mirka! Ha fatto vicino a essa! Coppo tutto in dentro, ha fatto parte di un paccarabù che ha dato una botta a dormire tutta la sala operatore senza anestesia! E ha fatto la shit, mo! Chissà sì che è figlia mia, belle papà! A caricare, è belle papà, è bello non si io, no, Vabbè, solo come si è comportato nonnillo qua, c'è andato a una casa a ischi. Bravo! Continuate. Allora, rispetto se ne è andato tutte e tre velocemente, due verso la cassa e uno verso l'ufficio. Avete la videosorveglianza? Sono rotte.
E chi sei un problema? Mamma ti spiega per filo e per segno come sono le cose. Allora, due sono andato verso le casse. Uno è andato vicino al cassiere mettendo in questa posizione qua, prendo la cassa velocemente. Sì, E il secondo è andato verso l'altro cassiere, sì. mettendolo sempre in questa posizione velocemente, prendendo i soldi. È stata una cosa proprio fulmina. E un terzo? Verso l'ufficio. Ma che sono supermercati per pomigliano? Ma siete proprio tre stronzi voi! Pure i soldi e pistola l'ha portato da casa! Io per mezzo a posto, tornare non ci voglio! Ci hanno capito buono! Faccio cazzo! Pronto? Buonasera, rispetto. Ditemi. Sì. Ci hanno avvisati già. La ringrazio. Don Beppe sta qui, sta cenando. Vabbè, mo lo avviso. Buonasera, rispetto. Chi era Massimiliano? È un ispettore Lucarello. Ha detto che stavano urgentemente qua. Totò! Totò! Non beh, vanno mandato questi dolci. Ah, i piega lo prende come ieri. Buono. E ordinato tutti i dolci? No, Ci aveva mandato per scuola. mangia qui. Aspetta, non ho capito, ma sta macchina non si muove. Mica... Adesso che mi hanno a passo le segui. Io tengo un corso di guida veloce, aspetta. Ci ho visto, ma sta me ne 2 di morto. Io mi pica avanti un poco per se no arriviamo fra 3 giorni a casa di Ma chi. non ho capito, ma... Guarda a te, non sta macchina. Per tarantino. Pica, e che è successo? Aspetta, mi sa che è venuta la benzina. Ti scusate di mettere la benzina. Mannaggia Marino, fai sempre che si pica. Pica, stiamo assieme a me, che mi fa presso. Scina andare macchina, ti aspetta qua. La prima pompa sta a 1,5 km. Pigli un po' di benzina e porto, te la fa presso. Aspetta, faccio una corsa. E soldi in bollettino. Mi sa che mi ero scordato. E vai a fare presso, pica. Che tarantino, questo Riccardo. Si deve fare, se no ci andiamo... Picardi! Pica! Ti scusate di fare a pisciare. Andiamo, forza, fammi presso, pica, che sto mese aveva potuto stare. Vabbè, è arrivato l'ispettore Lucarello. Che già fa? Paolo Casi. Vabbè. Sicuro? Vedi che aspetto accomodate. Buonasera, Marcando. Buonasera a voi. Ma ti chiamate io lo fai, che si può venire? Abbiamo avuto un contrattempo. Tu metti un po' di spumoni. Ti giro pure rispetto. No, grazie, in servizio non bevo. Io sapete perché sto qua. Oh. E quindi? E quindi mi si fa vicino qui a me, aspetto visiti di guardia. 22.000 euro. Faccio per sì. Lo so, ci capo 22.000 euro. È una manata di coreano. Rispetto, ho preso importante pure 50 centesimi. Perché i soldi mi fatica. Voi ti pensate a chi ha potuto essere? Secondo voi si sapeva che ieri state stasera si va a tavola a calma. Un miliardo da pigliante con non li sputava capa con poco, rispetto. Mi fatta la pina a Peppo milionario. E potuto essere, rispetto. Siamo sotto giro tutto quanto. Tu ti stai zitto zitto. Tu ti parli. Rispetto, che la sera ha cominciato la strada lunga la paura, che non sai si può finire. La valigia fatta in fretta, di un amore che non posso insieme a te. Tu ti canta. Non la ti tanto, non te ne c'è niente, lontano bene, non nascosa la gente, l'ultima amica diventa importante, per fare un regalo a chi aspetta papà. Che lei sta pagliacciata?
Rispetto, ma come ti rispondere? Vicino sangue mio, cugina ma carnale, tu non sai niente, parla. Chi sei l'ombra mia, la mattina sera insieme a me, che da sapere, rispetto. Mi faccio una capire che la rapina, noi l'abbiamo subito, non è che l'abbiamo fatto. Mi pare che ci sta facendo un interrogatorio al contrario. Vabbè, comunque io vado via. Tolgo il disturbo. Mangiate un dolce e tu via col vento. No, grazie, tengo diabete. Rispetto, state attento con il diabete, perché a cugino Pasquale l'hanno tagliata la coscia. E non trattato, rispetto. Buonasera. Quando schifo a chi si già fa. Scendiamo, aspetta. Pica, si vede come sta combinato che sta via coppa che non accidenti. Vai, puoi partire, vai. Manco a che la tavola nuova, sale, zebrata. Ma una casa tutta apparecchiata, c'è ti buffonarilla un po' esagerato. E poi si vede curto come l'uomo che sta sempre con questo, no? Ma che da già lì ci pare che le cose che si mette sotto i bracci, cose lo dava. Maronna, ma che brutta gente. Ma volevano offrire un dolce pure, ha detto la scusa, no? Ha detto tengo diabete, non lo posso mangiare. Pure perché ho schifo proprio a sto Peppo milionario. Ti hanno risposto sti al telefono, no? Niente, ci fatto 40 chiamate a Gigino, 40 a Memmucci. Niente, non rispondo. È possibile che sti petti di tempo, il tempo di che voglio non ne trovo mai. Questa è una camomilla, Peppi? No, ma quella camomilla vedo qua. Dottoressa, stamattina vi vedo più bella e pimpante. Come mai? Cosa state festeggiando? E che devo festeggiare, Lucarelli? Questi me l'ha mandati ieri sera un anonimo. Secondo me un fans West. Dottore, che sono buonissime, questo mi piace col vento e fa pascallo con magari in ranaccia, posso? Favorite. Grazie. Ispettore, di nuovo diabete. Ma perché tenete il diabete? Ma non dovrà dare, te che è stata una scusa che ci trovate ieri alla casa di Peppo Milionario perché me ne voleva offrire uno lui e ha detto che tenevo diabete per non pigliare. Va bene. Ce l'ha detto pure, la sto credito in da mai. Vedete, dottore, me la ritte da mai che non si scusa. Picardi, io vorrei sapere lei come ha fatto a passare il test di ammissione in polizia, visto che comunque dimentica sempre tutto. Dottore, da quando mia moglie mi ha lasciato, scordo tutto. Ma che cosa? Io se ne è finito un farmacista. Dottore, ritornando a noi, a me sta storia di puzza. Abbiamo dedotto che non è stata fatta questa rapina allo scopo di ricavare i soldi dall'assicurazione, in quanto il supermercato questo tipo di assicurazione non ce l'ha. Ma secondo voi Peppo Milionario faceva assicurazione al supermercato? Dottore, ho parlato anche con il direttore del supermercato e mi ha detto che erano in 3. Hanno fatto una cosa così veloce che non hanno fatto capire niente a nessuno. Però mi ha dato dei particolari, perché addirittura chi si deve manca la videosorveglianza là dentro. E mi diceva che erano, sa come piccole, diciamo, fisici piccirilli, devono essere 1,50 m, 1,60 m. E subito ero pensato, albanese, filippino, sì, persona così. Perché sto scendendo impazzito, ma secondo voi chi ha potuto essere a fare sta rapina? A me viene da pensare che siano donne. E femmine, dottore, non è una cosa che può fare una femmina. Lucarelli, cosa ha contro le donne? No, dottore, è femmina. Lei sta ancora all'epoca che la donna possa fare soltanto la casalinga. Le donne si sono emancipate. Abbiamo donne in carriera, in politica, donne che combattono con l'esercito, donne in polizia. Che ride a fare? Che sto pensando, la moglie ma non si piange, io la dico, vanno a fare una rapina. Se fa una rapina mi sei tutto. Lei prenda in considerazione che siano state delle donne. La prossima macchina per fare muovere i passi, sia veloce. Rispetto, ma ci scordate i chiavi dall'ufficio. Ma fai sempre che sì, che no. Fa presto. Dai, per mettere una domanda. Oh, dici, rispetto. Abbiamo una curiosità, ma quanti anni tieni? 45. Siete portare una chiave? Sono una 20 anni e mezzo di rispetto. Siete, ma si sposate? Felicemente sposato. Tieni figli? 2 femmine. Quanti anni tieni? E la prima mo' è venuta di fare l'esame SAT, ne 18 anni. Abbiamo una curiosità. Eh. Perché fai sempre scemo con gli a campo?
ispettore, a me la guaglione non mi piace. Io ho capito che ti piace. Ma sai che vanno pure igiene? Che si usa dottoressa, no? Pigliate mani in Iraq. Io non mi affaticato. Ci capite troppo, Mica! Ecco ci vuole questo giorno. E dico, che si discute pure la capa.